In 100.000 per reclamare diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Infermieri, medici, operatori ecologici, polizia locale, educatrici, assistenti sociali, vigili del fuoco, disoccupati, pensionati, tanta gente comune. Uno spaccato d'Italia è stato chiamato a raccolta dalla CGIL, dandosi appuntamento a Roma, dove c'erano tanti carrelli della spesa per protestare anche contro il caro vita. È la piazza di chi paga le tasse e va ascoltata. Ha esordito così il segretario generale Maurizio Landini, che dal palco di Piazza San Giovanni ha lanciato l'ennesimo grido d'allarme. È il lavoro che tiene in piedi questo paese, il governo ci ascolti, per poi sollecitare l'introduzione del salario minimo per contrastare le paghe da fame. La via maestra, insieme per la Costituzione, è stata occasione per parlare di diritti molte volte traditi o calpestati. C'è stata una prostituzione morale sul corpo sacro della Costituzione, ha spiegato Don Luigi Ciotti. Servono scelte politiche democratiche giuste, diversamente dobbiamo essere una spina propositiva per chi non fa le cose giuste. Sicilia, degnamente rappresentata con oltre 1.000 partecipanti della CGIL, buona parte dei quali provenienti dalle province di Catania, Palermo e Messina. L'isola si conferma però terra di paradossi, mentre si scende in piazza per il lavoro che non c'è. La disoccupazione in Sicilia è al 17%. Uno studio del CGA di Mestre rivela che non si trovano camionisti, muratori e commessi. Quasi la metà delle imprese di trasporto non è infatti riuscita a trovare conduttori di mezzi pesanti e camion da poter assumere, e mancano l'appello anche gli addetti delle pulizie. Quasi una beffa se si considera che Caltanissetta 40,5% e Siracusa 38% fanno registrare preoccupanti numeri alla voce disoccupazione. Il video pubblicato sui social dal vice premier Matteo Salvini, nel quale il giudice Iolanda Apostolico compare fra i manifestanti pro-migranti il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania, potrebbe finire presto sul tavolo del procuratore capo di Roma dopo l'esposto di Alleanza Verdi e Sinistra. L'ipotesi, formulata dagli stessi firmatari dell'esposto, è che sia stato violato il segreto d'ufficio. 90 minuti di filmati ripresi alle spalle del cordone della polizia che stava di fronte a chi protestava. La questura etnea ha negato che il video sia fra i documenti d'ufficio collegati alla manifestazione di quella sera e che all'epoca fra i partecipanti sia stata identificata la magistrata, riconosciuta nel frame dal deputato Anastasio Carravice, segretario della Lega in Sicilia, e oggi tra i primi sospettati tra coloro che potrebbero aver girato il video a Salvini. Da dove provengono quelle immagini, quindi? È stata compiuta un'attività di dossieraggio nei confronti della giudice o di altri partecipanti? A testimonianza di quanto sia salita la tensione dello scontro, anche dal punto di vista politico, lo testimonia l'intervento di Giorgia Meloni, che da Granada, parlando della giudice, dice che è legittimo chiedersi se qualcuno che partecipa a manifestazioni su quel tema lo faccia con pregiudizio o meno. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice stupito da chi parla di dossieraggio. Sul caso è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Io personalmente non ho peso la lingua a dire che giudico inopportuna la presenza a quella manifestazione di quella magistrata, ma questo non deve poter voler dire c'è il governo contro la magistratura. La Lega invoca le dimissioni della magistrata per rispetto nei confronti di tutti gli italiani e delle istituzioni, ma Apostolico sembra intenzionata a rimanere al suo posto, non chiederà mai di essere trasferita, riferisce la collega d'ufficio Marisa Cagnino, né al Tribunale di Catania si prende in considerazione l'ipotesi di destinarla ad altro incarico. I minori sempre più vittime di reati è quanto emerge dal dossier in difesa 2023 di Terre des Hommes sui dati della Polizia di Stato. Dal 2021 al 2022 più 9% di casi soltanto in Sicilia, da 564 sono passati a 616. Gli autori dell'abuso dovrebbero un po' vergognarsi da questo punto di vista. Un'educazione alla vergogna potrebbe essere qualcosa di importante, il rossore della vergogna potrebbe essere l'occasione buona anche per loro di fare un percorso di riparazione. Diverse le tipologie di reato che colpiscono soprattutto il sesso femminile, dal più estremo l'omicidio volontario alla pornografia, passando per le violenze sessuali. 45 casi nel 2021, 56 nel 2022, il 24% in più. Su anche quelli di violenza sessuale aggravata più 39% e gli atti sessuali con un minore più 9%. L'abuso sessuale sui minori è veramente un omicidio psicologico, distrugge la vita dei minori, li rende quasi inabili ad una relazione poi sociale. Trend in crescita anche a livello nazionale.
quasi 6.900 casi soltanto nel 2022, il 10% in più rispetto all'anno precedente. Ognuno è una storia a sé, ma certamente tutti sono segni che resteranno nella memoria dei giovanissimi che li subiscono. Difficile riuscire a cancellare orrori del genere, abusi che nella maggior parte dei casi si consumano in ambiente familiare. Fondamentale la prevenzione, parlandone nelle scuole, ed importantissimo anche denunciare. Sono le due armi per ridurre sempre più questi orribili fenomeni. Rifiuti che bruciano da un lato, pioggia di multe dall'altro. È una situazione difficile quella di Palermo. Si tratta di uno dei grandi temi rimasti incompiuti rispetto al programma di 5 emergenze identificato dal sindaco in campagna elettorale. Risolta l'emergenza cimitero e tamponata quella economica, restano in piedi rifiuti, sicurezza e strade dissestate. Così allo Zen di Palermo tornano gli incendi appiccati ai rifiuti dopo qualche giorno di tregua. Nella notte scorsa alcuni roghi hanno interessato il quartiere, fiamme e fumo a cataste di spazzatura abbandonate per strada o all'interno di cassanetti ormai traboccanti. Se da una parte incidono gli abbandoni indiscriminati, dall'altra c'è sempre qualche problema anche nella catena della raccolta dei rifiuti, un servizio perennemente sul filo dell'emergenza per le più svariate motivazioni. E intanto si registra una pioggia di multe nell'ambito dell'operazione congiunta condotta dalla Polizia Municipale e da quella provinciale. 8 le squadre impegnate sul territorio. I controlli sono stati condotti in 2 aree della città, una in centro storico, ovvero quella compresa fra via Napoli e piazza Venezia, l'altra in periferia all'interno del quadrante fra via Laudicina e via Galletti. Sono 24 in totale le sanzioni amministrative comminate per una cifra complessiva intorno ai 2.500 euro. 12 verbali da 160 euro ciascuno sono stati comminati per conferimenti fuori orario, mentre altrettante sanzioni da 50 euro ciascuna hanno visto protagoniste violazioni delle regole sulla raccolta differenziata. Infine, multe per la migrazione di rifiuti, ovvero per il conferimento di rifiuti fuori dalla zona assegnata di residenza. Con il messaggio della Premier Giorgia Meloni si è aperto l'evento L'Italia alle radici della bellezza, organizzato da Fratelli d'Italia a Brucoli, in un borgo marinaro del Siracusano, in un ex villaggio turistico trasformato oggi in resort stellato. Fino a domenica si alterneranno esponenti del partito, ministri, parlamentari, rappresentanti del mondo della cultura e delle imprese. Una festa che certifica i numeri esponenziali di adesione del partito, che nell'isola ha raggiunto un tesseramento moltiplicato del 400%. Non avreste potuto scegliere luogo migliore alla Sicilia per celebrare questa manifestazione e parlare di tutto ciò che rende l'Italia da sempre ammirata e apprezzata nel mondo, ha scritto la Premier Giorgia Meloni nella lettera di saluto. La Sicilia è un eccesso di bellezza, ogni scorcio dell'isola custodisce tesori da scoprire, vivere e far conoscere nel mondo. La Premier infatti nelle stesse ore è impegnata a Granada per il vertice informale del Consiglio europeo. Nella giornata di apertura della Kermesse sono arrivati il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato in anteprima l'accordo per l'apertura di un nuovo polo museale a Catania. Prima di venire qua sono stato all'Archivio di Stato di Catania, dove avremo un grande intervento del PNRR per modernizzare questa struttura, restaurarla, ridargli il suo splendore e modernizzarla, ma noi vogliamo fare qualcosa in più, non vogliamo fare solo l'archivio classico come deposito di documenti, sia pure importanti, ma vogliamo musealizzare quella struttura, farne un polo culturale dove tenere concerti, dove esporre, fare mostre e aprirlo ai giovani. Nelle prossime ore sbarcheranno in Sicilia anche i ministri Lollobrigida, Bodi, Santanchè, Urso e Musumeci. Una storia lunga almeno 300 anni, durante i quali è cambiata, ha mutato aspetto, è stata sventrata da bombe e terremoti, si è rialzata e ricaduta, ma ha sempre conservato il suo fascino. Parlare con un catanese di via Etnea è come aprire uno scrigno, un angolo dei ricordi più o meno sbiaditi, comunque indimenticabili. Per molti non è una strada, ma un teatro all'aperto nella città più teatrale d'Italia, dove grandi e piccoli, ricchi e poveri si sono sempre ritrovati per una semplice passeggiata, per un acquisto importante o per cercare qualcosa che altrove non si trovava. Ricordo Pavia, ricordo Mimmo Consoli, ricordo Caffish che nel 2000 chiuse. Ovviamente ci fu il boom anche degli anni 80 del jeans, che fu l'apice di quel momenti che i ragazzi portarono come moda. Una Catania che forse non esiste più, ma che resta nel cuore, nella mente, attraverso i ricordi che vengono tramandati di generazione in generazione. Passeggiavo qua con mia mamma e mio papà, si passeggiava per dire, si comprava un gelato, si mangiava, c'erano gente che vendevano i semi, quelli bristoliti.
Poi arrivavamo a casa, ma si passeggiava tranquilli. Oggi lei tranquillo non può passeggiare. C'era l'autobus che c'era, che gonna che stavamo dicendo, che file. Arrivava e veniva a lavorare. Ma era il mondo, causa perché c'erano una volta in questa piazza, tutte baracche, che venivano a pasta, o pane, tutte queste cose qua. All'angolo c'erano i muti che venivano i caramelle. E c'è chi ha trovato anche l'amore. Trovai una ragazza che mi toglieva l'inglese, basta, sa, signora mio sposo dice, guarda, per lei ho provato una simpatia particolare, se desiderei fidanzarmi con lei, ho 14 anni, 15 anni. Io non venivo per farmi fidanzata, io qua venivo per passeggiare. E invece poi col tempo ho saputo dove abitare e dove andavo mia moglie. Un tempo Milano del Sud, Catania, vive un lento ed inesorabile declino con l'avvento dei centri commerciali che hanno svuotato via Etnea, il cui appeal resta intatto soltanto da Piazza Duomo fino all'incrocio con Viale Regina Margherita. Da lì in poi e fino al borgo, ma anche più su, è un susseguirsi di saracinesche abbassate, attività scomparse e palazzi che cadono a pezzi, ma che nascondono l'anima di una Catania fiera, operosa, fantasiosa e più che mai nostalgica. Il Palermo è inarrestabile, rosanero che sbancano anche Modena con il risultato di 2-0 e consolidano il secondo posto in classement. Catania Latina con Pelligra allo stadio. Il presidente rossazzurro annuncia la sua presenza ringraziando i tifosi che hanno sottoscritto in totale quasi 14.000 abbonamenti. Uno splendido esempio di partecipazione, dice Pelligra, ed in effetti il dato numerico colloca la tifoseria etnea immediatamente alle spalle delle big di Serie A. Un Massimino come sempre gremito farà dunque da cornice ad un match importante per il Catania che vuole dare seguito a quanto fatto vedere a Caserta e in coppa con il Messina. Intanto gli etnei devono fare i conti con le bizze del calendario della Lega Pro che, data l'indisponibilità attuale dello stadio Fanuzzi di Brindisi, dispone il rinvio di 2 giorni del match fra i pugliesi e la Juve Stabia e il contemporaneo slittamento della gara fra Stabiesi e Catania, originariamente prevista per il 14 ottobre e che si giocherà invece domenica 15 alle 14. Il tutto farebbe spostare il recupero fra Brindisi e Catania al 1 novembre con un calendario intasatissimo per i rossazzurri, attesi poi a Potenza e a Cerignola e dunque con 3 trasferte di fila in campionato in 12 giorni e una partita in casa ma in coppa contro il Picerno l'8 novembre. Questo è il futuro, ma intanto c'è il presente che si chiama Latina. Tabbiani ancora le prese con le assenze. I primi a tornare dovrebbero essere Rizzo, Dubizcas e De Luca, ma dalla settimana prossima ci sarà invece Zanellato, formazione iniziale probabilmente uguale a quella di Caserta con Marsura dal primo minuto al posto dello squalificato Bocic. Dobbiamo avere la forza di considerare che ogni partita dobbiamo dimenticarci quella precedente, sia che quella precedente possa essere andata in maniera positiva, sia che possa essere andata in maniera negativa, e cercare di ragionare sul percorso che stiamo facendo, sulla crescita che dobbiamo fare, cercando sempre di migliorare qualche cosa che magari si sbaglia nelle gare precedenti e mantenere quello che di buono si fa. Catania Latina, fischio d'inizio domenica alle 16:15, come sempre sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live, un ricco prepartita di mezz'ora, il commento con collegamenti dal Massimino durante il match e poi il post gara con le interviste ai protagonisti. Chi è reduce dalla prima vittoria in campionato contro chi invece la insegue, chi cerca conferme contro chi vuole rilanciarsi. Sorrento Messina è tutto questo, ma anche la prima sfida salvezza della stagione. Il Messina ci arriva con maggiori certezze dopo la vittoria sull'Avellino, mentre i campani hanno raccolto più consensi che punti. Saremmo sciocchi, ma veramente molto piccoli, se avessimo l'ausilio nella testa di sottovalutare il Sorrento solo perché magari ancora non ha vinto una partita. Sorrento per me è la squadra che gioca meglio di tutti a calcio, ha raccolto meno rispetto a quello che ha prodotto dentro al campo, ma sono convinto che verrà fuori. L'unico assente è Polito, fermato per un turno dal giudice sportivo. Convocati Franco e Giunta, confermato l'11 di domenica scorsa contro l'Avellino. Adesso abbiamo la fortuna di poter anche reintegrare Giunta oltre che a Franco, e quindi anche se non sono in una grandissima condizione, però sono uomini che possono dare sempre qualcosa in più. Si gioca a Potenza per l'indisponibilità dello Stadio Italia e questo potrebbe essere un fattore positivo per i giallorossi che negli incroci con il Sorrento hanno perso ben 8 volte in 12 precedenti, vincendone soltanto una.